È stato il trentino Mauro Trentin a vincere il Rally Conca d'Oro di Corleone, la 32esima edizione. Il trentino ha trionfato alla guida di una Peugeot 207 S2000 della Racing Lions in coppia con Alice De Marco. La gara, valida come prova d'apertura del trofeo Rally Terra, si è disputata sotto una pioggia battente, per questo è risultata difficilissima. Pista fangosa anche a causa della pioggia caduta nei giorni precedenti. È già la seconda volta che Trentin si aggiudica la vittoria del trofeo Rally Terra, ma in questa edizione non ha praticamente avuto rivali. 37 le auto alla partenza, ma solo 22 sono giunte al traguardo, anche a causa delle avverse condizioni meteo. Gara in discesa per il pilota trentino al comando fin dalla prima delle 9 prove speciali. Mauro Trentin si è dunque limitato a controllare i rivali e gli è stato sempre sufficiente il primo dei 3 giri del percorso, nel quale ha vinto le 3 prove.